Cinghiali, orsi, caprioli e cervi, un pericolo per i pascoli e le colture collinari e montane, e ancora in pianura nutrie e gamberi rossi della Louisiana, animali selvatici che distruggono gli argini di fiumi e canali creando dei pericoli durante le alluvioni. I produttori ormai sono esausti, ogni anno i danni dovuti da queste specie mettono in ginocchio le loro aziende. Per questo alcuni agricoltori della Coldiretti hanno incontrato il presidente della regione per presentargli la loro proposta di legge messa a punto con Legambiente per regolarizzare il numero di animali selvatici in provincia di Treviso. Non difende interessi di lobby, che so, della caccia estrema piuttosto che dell'ambientalismo estremo. Pone una questione che è quella dei nocivi e di un ecosistema che deve essere regolato. Una bozza di legge per normare la tutela del territorio e salvaguardare dagli animali selvatici le aree coltivate. Regolarizzare appunto gli interventi di abbattimento oppure di cattura di questi animali, oppure portarli in zone che non siano, dove non siano popolate o abitate. Una selvaggina non autoctona, quella in questione. Caprioli, cervi e cinghiali distruggono orti e pascoli, come nel caso di questo viticoltore di Follina. Da 3 anni i caprioli continuano a mangiare le nuove barbatelle, distruggendo il raccolto. Dove ci sono malghe in montagna, però i cinghiali fanno anche danni nei prati, perché sapete benissimo che i cinghiali spostano il terreno in cerca delle radici e quindi rovinano i prati che sono adibiti a pascolo. E in pianura sono altri gli animali che creano danni all'agricoltura trevigiana. I gamberi rossi della Louisiana e le nutrie creano delle voragini nelle sponde dei canali che rischiano di franare, come nel caso di questo produttore di Roncade che deve ogni anno fare i conti con le perdite dovute ai danni idraulici. Nella mia azienda i danni relativi a questo fenomeno sono all'incirca intorno al 20%, parlando sempre dei canali e delle rive dei canali.